In questi ultimi mesi noi abbiamo, diciamo così, messo a punto una task force che si occupa appunto di questo, è una unit composta da 4 persone, capitanata dal sottoscritto, Claudio Cossu, Alessandro Casu, Francesco Trudu, e ci occupiamo appunto di monitorare quelli che sono i bisogni e le esigenze degli altri circuiti in termini di filiere e gap settoriali che rappresentano poi i nodi centrali per offrire la spendibilità generalizzata che i circuiti abbisognano. Quindi l'esercizio che noi cerchiamo di fare quotidianamente è quello di compensare quelli che sono i surplus commerciali presenti all'interno del nostro circuito capofila, ossia quello sardo, e farli collimare con quelli che sono invece i settori merceologici presenti in altri circuiti operanti in regioni che hanno filiere produttive che in Sardegna non esistono o comunque sono poco presenti. In questi mesi abbiamo portato avanti diverse decine di trattative intercircuito che si sono anche finalizzate in transazioni vere e proprie e contiamo nei mesi successivi di implementare fortemente questo tipo di attività, cercando di spostare l'accento su quelli che sono rapporti continuativi e non esigenze spot delle aziende appartenenti ai circuiti.